Si è concluso il 32esimo incontro regionale siciliano dei giovani credenti di fede evangelica che aderiscono alle chiese ADI, che si è svolto sabato, domenica e lunedì scorsi. Circa 500 i giovani provenienti da tutte le province siciliane che hanno affollato il palacongressi del villaggio Mosè, finalmente riaperto da qualche settimana. Altri 500, forse di più, sono stati gli iscritti che, provenendo dalle chiese vicine, hanno partecipato direttamente alle riunioni di culto e di studio. Il tema dell'incontro è stato «Ora è il tempo di agire», tratto dal secondo libro di Samuele 3,18. Relatore degli studi biblici e predicatore ai culti serali è stato il pastore della Chiesa Evangelica di Portici, Napoli, Aniello Esposito. È tempo di agire essenzialmente perché il cristianesimo troppo spesso è conosciuto come limitato alle parole, la fede come teorica, ma la fede biblica nell'Antico e nel Nuovo Testamento è sempre legata all'azione e il nostro raduno si è molto concentrato su questo fatto. Oggi la nostra società ha bisogno sicuramente di una fede che sia fondata sulla parola di Dio, non sulle parole degli uomini, ma quanto mai oggi il mondo ha bisogno di un cristianesimo che sia agente, concreto, pratico, non statico, non teorico, non solo assolutamente non filosofico, ma pratico. E l'agire di cui parliamo dall'inizio di questo studio è anzitutto un agire nel sottomettersi a Cristo, nel seguire Cristo. La prima azione dei discepoli fu lasciare le reti e seguire Gesù, perché Gesù li formasse. E quindi ecco, agire in questo tempo per proclamare Cristo, per rialzare chi è caduto, per fasciare chi è ferito, per portare un abbraccio concreto a questo mondo che ha bisogno, anzitutto del perdono dei peccati e quindi una visione salvifica, la salvezza dell'anima in vista del cielo, ma tra la terra e il cielo c'è l'azione, c'è l'evangelizzazione, c'è l'aiuto, il sostegno. Concretezza, ecco, direi è tempo di essere concreti, cristiani concreti. Il popolo evangelico siciliano l'ho visto partecipe e l'ho visto innamorato della parola e questa è una cosa che mi ha colpito molto, talvolta anche tra gli evangelici si pensa che l'esposizione della parola possa essere oramai fuori tempo perché le persone vogliono altro, perché la società è organizzata in maniera diversa, ma anche nell'epoca dei social, del video a tutta forza, ho visto un popolo che ascolta con piacere l'esposizione della parola, che adora in maniera trasportata, che canta, che loda il Signore, un popolo caldo e considerando che siamo nella culla del pentecostalismo italiano, Agrigento, ovviamente chi non conosce, magari sto mettendo solo un semino di curiosità, ma in queste zone il risveglio pentecostale si è manifestato con potenza da decine e decine di anni. In una delle serate si è pregato particolarmente per le famiglie che sono sempre più provate. Come oramai è consuetudine, durante i 3 giorni di raduno anche i piccolissimi hanno avuto il loro mini raduno. Sono stati accuditi dal gruppo Sorridiamo di Raffadali, che per loro ha organizzato intrattenimenti sempre a spunto biblico. Intanto diverse ore di dirette hanno intrattenuto i radioascoltatori di Radio Evangelo, che non erano presenti all'evento. I conduttori della radio delle chiese evangeliche ADI hanno cercato in diverse maniere di permettere agli assenti di sapere ciò che veniva predicato e quanto accadeva. Le dirette sono state diffuse anche in video su Facebook. Soddisfatti si dicono gli organizzatori dell'evento, che sperano di poter riconfermare la sede agrigentina anche per il raduno regionale del prossimo anno. Abbiamo avuto veramente 3 giornate di partecipazione numerosa, al di là delle nostre aspettative, dei credenti da tutta la nostra regione che hanno deciso di trascorrere queste giornate nella comunione fraterna in compagnia dei fratelli in fede e veramente posso dire che al di là dei sacrifici e delle fatiche iniziali per organizzare questa bella manifestazione siamo molto soddisfatti, molto contenti. 3 giornate all'insegna della comunione fraterna, dell'ascolto della predicazione della parola di Dio e il piacere e la soddisfazione maggiore è vedere
veramente tanti giovani, ma anche tante famiglie col sorriso, soddisfatte, edificate. Questo era lo scopo dell'incontro, ed è quello che ci ripaga, ripeto, da tutti i sacrifici per poter organizzare una manifestazione di questo tenore. La struttura del Palacongressi si presta molto, ma molto bene a questo tipo di iniziative, quindi dal risultato favorevole di questa esperienza, Dio piacendo, se ne avremo modo e tempo e possibilità anche l'anno prossimo, penseremo di riproporre questo evento in questa bella terra, in questa bellissima struttura. Contenti anche gli albergatori e ristoratori del villaggio Mosè, che in questi 3 giorni hanno ospitato le diverse centinaia di iscritti che hanno pernottato, pranzato e cenato nelle loro strutture ricettive.